Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ben ritrovati in un nuovo inizio settimana, in un nuovo appuntamento con l'oroscopo, amici delle stelle di Radio.0. Ritorniamo subito con le ultime novità. Ariete, concentratevi sugli impegni più importanti, accantonate per ora gli altri. Troppa carne a cuocere infatti potrebbe farvi ottenere meno di quanto preventivato e non è questo quello che volete. Organizzatevi poi nel lavoro o nello studio per avere a disposizione più tempo libero e godervelo soprattutto con il partner. Toro, Plutone vi regala un fascino magnetico che vi rende più seducenti che mai. Non sprecate ulteriori energie in storie superate, apritevi piuttosto alle novità. Con Saturno ostile dall'altra parte, forse oggi dovreste rassegnarvi a fare le cose più per il dovere che per il piacere. Gemelli, in famiglia un problema va affrontato subito, senza inutili allarmi e cercando di andare senza esitazioni al nocciolo delle questioni. Se avvertite salire a 1000 il tasso della tensione, provate a smorzarla con un mix di coccole e tenerezze. Cancro, con la luna opposta a Plutone la giornata sarà un po' pesante per incombenze che vi sottrarranno molte forze. Per fortuna però vi ricaricherete in breve tempo. La luna poi è in trigono a Nettuno. Con il partner sarete complici nel condividere ciò che vi colpisce nella fantasia. Leone, un pizzico di grinta unita all'amabilità potrebbe far colpo su quella persona che vi è rimasta insistentemente in testa. Chi non risica alla fine. In famiglia non riuscirete a calmare gli animi e a ristabilire come vi eravate riproposti la tranquillità. Vergine, avrete a che fare con ciò che fino ad ora avete seminato. La scena amorosa in più si movimenterà in modo allettante e conoscerete poi persone nuove che colpiranno dritto al cuore. Farete poi incontri utili per risolvere questioni in sospeso o per avviare nuove collaborazioni per il futuro. Bilancia, Giove, simbolo della legge in orbita silenziosa, non si dà molto da fare per voi. Non impelagatevi quindi in questioni legali ed evitate soprattutto di firmare contratti. Oggi, con la luna che vi rema contro, dal segno del Cancro avrete l'umore sotto i tacchi. Poi è lunedì, le cose si mixano, quindi un po' di coraggio. Scorpione, Giove nel segno amico per voi dei pesci vi sostiene nel morale e nei progetti importanti. Interessanti i viaggi sia culturali che di svago, approfittatene. Venere e Giove dall'altra parte vi proteggono e fanno il tifo per voi. Potete contare su amicizie e contatti costruttivi. Sagittario, nonostante vi siate messi seriamente d'impegno, non potrete facilmente conciliare desideri ed esigenze con quelli della vostra metà. Sembrava più facile all'inizio, lo sappiamo. Dialogherete con chi saprà ascoltarvi senza giudicarvi e approfondirete un'amicizia nata di recente, che si svilupperà nel tempo. Capricorno, con la luna avversa a Plutone un equivoco in questo inizio settimana vi metterà in condizione di dover sbrogliare una matassa. Dovrete faticare, lo sappiamo, ma alla fine ce la farete anche più velocemente del previsto. Alcune difficoltà di comunicazione potrebbero essere superate, quel che vi serve è un po' di affabilità e comprensione. Acquario, l'ambizione volerà alta come al solito, ma non sarà così scontato arrivare in cima alla vetta. Divergenze infatti con i superiori potrebbero rallentare l'ascesa. Siete competenti e preparati, ma quando vi ritroverete a dover fare una scelta importante, chiedete consiglio, vi aiuterà di certo. E chiudiamo infine con i pesci. Grazie alla luna in trigono a Nettuno potete sorprendere il partner con qualcosa di inusuale per ristabilire l'affiatamento da qui in poi. Sogni romantici ad occhi aperti si prospettano all'orizzonte. Plutone vi regala un grande sex appeal. Ne deriva con il partner un'intesa profonda, coinvolgente eppure appagante. Ed è tutto quindi anche per questo inizio settimana in compagnia delle nostre stelle. Noi vi aspettiamo domani ancora per tante novità. Intanto una buona giornata e buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0